siamo proprio in un sistema che garantisce sicurezza e trasparenza. Non abbiamo messo sotto la sabbia la notizia, perché per noi addetti ai lavori è la tranquillità che il sistema è sicuro. Si deve avere fiducia nella scienza, il vaccino è l'unica strada per uscire dalla pandemia. A dirlo il professor Stefano Merigliano, presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Padova, commentando il ritiro del lotto di vaccino AstraZeneca dopo la comparsa di 2 possibili casi con reazioni avverse gravi. A Padova, secondo i dati dell'USL 6, sono state somministrate 7.453 dosi del lotto ABV 2856, 3.300 ai dipendenti universitari, 2.753 ai poliziotti della questura e 1.400 al personale della scuola. In nessun caso si sono registrate reazioni gravi, ma solo i classici sintomi post-vaccino come febbre e dolore muscolare. Per Merigliano non si devono dunque fare allarmismi. Le manifestazioni gravi compaiono nell'arco delle prime 12-24 ore e non vanno confuse con le normali situazioni di reazione ad un vaccino. Quindi intanto tutti quelli che hanno avuto il vaccino e che è passato 24-36 ore possono avere avuto una puntata febbrile, un po' di dolore alle ossa, hanno preso un antinfiammatorio, eccetera, e oggi stanno bene, non corrono nessun rischio, perché la reazione è una reazione immediata. Una rassicurazione importante, la dimostrazione è che la vaccinazione è ripresa senza defezioni. Nella sede della Croce Rossa di Padova si sono presentati tutti i dipendenti dell'università in programma per essere vaccinati in queste ore e le somministrazioni sono state regolari anche in fiera e in tutti i centri vaccinali della provincia. Da queste ore è attivo anche un link internet dell'USL 6 per la prenotazione delle vaccinazioni per il personale della scuola e in appena 2 ore si sono prenotate già 3.050 persone. Indubbiamente fa impressione questo morto correlato forse correlato al vaccino, ma abbiamo 100.000 morti da Covid in Italia e l'unico modo per andarne fuori è la vaccinazione.